Allora, io mi chiamo Concetta Vacca e abito a Roccabriora, a Vivaro. Praticamente la mia più che altro è una testimonianza. Io vengo dalla terra dei fuochi, ormai è tristemente famosa anche all'estero. Da noi praticamente si continua a morire, però voi non lo sentite più, non lo vedete più né scritto sui giornali né lo sentirete in televisione, perché questa cosa non deve andare avanti, altrimenti si fa terrorismo. Allora io vi voglio dire che c'è qualcosa che lega Roccabriora al mio paese, che è la Campania, ma oltre alla Campania comunque ci sono delle altre zone che noi non sappiamo ancora perché non c'è una mappatura dei veleni. Tornando alle polveri sottili, vi volevo dire che da noi la spazzatura che hanno incendiato non è semplice spazzatura, la buccia di banana o la carta, lì praticamente si sprigiona la diossina da tutto quello che viene scaricato nelle campagne e tutti i posti vuoti, cave, persino i serbatoi delle pompe di benzina dismesso, tutto è stato riempito di non spazzatura urbana, ma bensì rifiuti altamente tossici e radioattivi. Allora, quello che voglio dire, tornando alle polveri sottili, ci accomuna il fatto che le polveri che hanno respirato i bambini sono state talmente tossiche perché sprigionano la diossina. Qui il discorso è diverso, le polveri sottili ci saranno le polveri sottili e non ci sarà, noi stiamo parlando del caso in cui si costruisca, e non ci saranno filtri che potranno contenerli, perché ricordatevi questi due nomi in modo che poi andrete sul motore di ricerca a cercare la dottoressa Antonietta Gatti e Stefano Montanari. Loro sono, una è una scienziata, è famosa nel mondo, è fra i primi 35 scienziati famosi al mondo per aver fatto degli studi sulle particelle, le microparticelle, le nanoparticelle, quelle di cui non si parla, perché quando ci fermano le macchine a Roma, quelle sono le PM10 o sotto le 2,5, ma qui si parla di particelle infinitamente più sottili, particelle che vengono viste soltanto e solamente al microscopio elettronico. Quindi se voi andate sul motore di ricerca, io qui potrei parlarvi 2 ore di questi due scienziati, ma preferisco che voi tutti abbiamo un computer in casa, vi potreste fare da soli la vostra ricerca e darvi tutte le spiegazioni e tutte le risposte alle domande, perché si parla soprattutto della salute. L'impatto ambientale sicuramente c'è e ci sarà, ma è la salute di cui nessuno fa presente delle microparticelle. Non esiste al mondo un filtro che possa fermarle, contenerle. E in più voglio anche dire un'altra cosa, rivolgendomi al professore che non mi ricordo il nome, Dario Andretta. Professore, queste 2 persone che ho nominato sono persone che hanno scritto dei testi scientifici e tutta la comunità scientifica li ha pubblicati. Lei sa meglio di me e mi corregga se qualche scienziato si permette di scrivere delle cose non vere, delle fandonie, delle cosiddette bufale, non vengono assolutamente presi in considerazione, anzi vengono denunciati. Quindi tutto quello che sto affermando in questa stanza è tutto vero. Quindi cosa dicono queste 2 persone? Dicono che le particelle sottili, talmente sottili, le nanoparticelle, penetrano dal naso e dalla bocca, arrivano nella trachea, nei polmoni, ma non si fermano nei polmoni come il mesotelioma che ha visto tante morti per amianto. No, non si fermano nel fegato o nei reni, ovunque si fermano provocano danni, e dato che vanno in circolo attraverso il sangue, perché sono talmente piccole che entrano nelle cellule sanguigne, praticamente queste cellule, queste polveri si attaccano alla cellula e la inglobano e restano lì fino a quando non c'è un agglomerato di cellule intorno e vanno a modificare il DNA, il nostro DNA. Nel caso migliore svilupperà negli anni un tumore, ma i bambini, anche i bambini non nati avranno dei danni.
particelle, queste polveri attraverso il sangue arrivano nella placenta e vanno a danneggiare i feti. Quindi nella mia zona, nella Campania, sono nati soprattutto, gli aborti non si contano più, l'80%, attenzione, non lo 0,08, sto dicendo l'80% degli aborti sono dovuti a malformazioni fetali, e i bambini che invece si salvano, i pochi che si salvano sani, sono attaccati da tumori nel giro. C'è una casistica adesso, finalmente l'Istituto Superiore della Sanità ha dovuto, perché quando è scoppiato il bubbone hanno dovuto dire qualcosa, perché tenevano tutto sotto silenzio. Vi ringrazio.